ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta, un saluto da Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere alla vita di tutti i giorni, mentre l'ANSA apre con la notte di scontri nel Golfo, USA raid contro l'isola di Kern, l'Iran attacca Kuwait e Bahrain, ancora Mattarella che dichiara: noi siamo il risultato di tante migrazioni, ieri alla festa della Repubblica, e non ci dispiace affatto. E poi il 18enne ucciso a Southampton, arresti dopo gli scontri tra manifestanti e agenti. Di questo ed altro parleremo certamente nel corso della giornata. Subito invece ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E qualche battuta la facciamo con la deputata della Lega, onorevole Giorgia Latini. Buongiorno. Salve, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Senti, due parole sull'escalation di violenza da parte degli studenti. Ormai non passa giorno che non troviamo qualche cosa sui giornali, e soprattutto sul ruolo dei social. Che cosa si sta facendo? Cosa sta pensando di fare il governo e la Lega? L'ultimo esempio, nella provincia di Trapani, uno studente undicenne tenta di accoltellare un suo docente in diretta Telegram. Robe che leggerle qualche anno fa avremmo pensato fosse un film di fantascienza. Parallelamente, come dicevo, Valditara che chiede che il Parlamento approvi il divieto dei social fino a 15 anni. Cosa sta succedendo, Latini? Allora, ecco, purtroppo questi sono dati reali, sono notizie che comunque, come appunto dicevi, insomma, qualche anno fa non ci saremmo mai aspettati di ascoltare, invece sembrano che siano diventati all'ordine del giorno, e quindi c'è un'emergenza sicuramente sociale, un'emergenza che colpisce una crisi vera e propria della famiglia, delle nuove generazioni, degli studenti, e quindi sicuramente la scuola, ma anche la politica deve attenzionare questi dati, questi fatti che sono ormai all'ordine del giorno, e noi lo abbiamo fatto perché poi questi episodi di violenza riguardano spesso anche i genitori che aggrediscono gli insegnanti a difesa dei propri figli, e lì insomma abbiamo fatto, no, una legge proprio per tutelare insomma gli insegnanti che si vedono troppo spesso ormai aggrediti da parte dei genitori stessi. Però ecco, qui non servono solamente delle leggi, perché poi io sono anche la prima firmataria della legge del divieto dei social ai minori di 15 anni, che è stata depositata in Parlamento e è in attesa di essere discussa nella Commissione Trasporti, perché è anche la commissione che si occupa di comunicazione. E quindi ecco, stiamo attendendo, ho parlato con il Presidente e ok, questa sicuramente è una legge che deve essere fatta, però io sinceramente penso che siccome questo è un tema sociale che comunque riguarda proprio il futuro della nostra società, ho richiesto proprio la settimana scorsa in commissione, perché sono vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione, proprio di avviare un'indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie anche nella scuola, collegato alla dipendenza dagli schermi, dei social media, sull'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, proprio per valutare anche questo contrasto, anche l'abbandono scolastico purtroppo che è sempre più frequente nei minori, e quindi per potenziare il ruolo della comunità educante, proprio per cercare di venire incontro a questo disagio dei ragazzi, perché come dicevi tu, ecco, è assurdo che poi agiscono proprio perché sono spinti da delle sfide assurde, perché un ragazzo, no, che riprende, diciamo, no,
diciamo l'aggressione del professore e poche ore prima, cioè 4 ore prima, scrive io quello che farò insomma non prendetela con me, ma come se lui ha accettato una sfida, una challenge che va così di moda tra i ragazzi, e ricordiamo che queste challenge hanno portato anche al suicidio di alcuni ragazzini. Okay? Quindi significa che se un ragazzo, uno studente comunque si fa condizionare da queste pressioni comunque virtuali, perché comunque sono diciamo delle pressioni che gli arrivano dai social, da alcuni gruppi, significa che comunque è un ragazzino fragile, è un ragazzino senza una identità ben definita. Quindi questa fragilità interiore e relazionale che comunque stanno vivendo i nostri figli, i nostri ragazzi, sicuramente è il prodotto di una mancanza di ascolto, di vicinanza da parte comunque dei genitori, delle famiglie. Non c'è più questa presenza, diciamo, che magari c'era in passato, nel trasmettere anche una responsabilità ai nostri ragazzi e una disciplina, perché ritorniamo al discorso di prima, adesso ci sono i genitori che difendono i figli perché dagli insegnanti che gli danno un brutto voto, cioè li difendono e criticano gli insegnanti perché comunque li vogliono bocciare, oppure prendono delle note in classe e quindi non sono d'accordo magari con questa impostazione che comunque cerca di dare una disciplina, no? Però è ovvio che diciamo i valori e l'educazione deve essere trasmessa diciamo sia dalla scuola ma anche dalla famiglia. Apposta bisogna rafforzare questa comunità, questo rapporto di questa comunità educante, perché i primi attori sono i genitori, quindi la famiglia, e poi in un secondo momento arriva la scuola. Capite? Quindi io sto avviando questa indagine conoscitiva proprio per chiamare in audizione dei professionisti, per coinvolgere insomma tutto quanto anche il mondo associativo, il mondo di professionisti che comunque si sono occupati di questi temi, e per discutere, per capire insieme qual è la strada da intraprendere per migliorare questa situazione. E ecco, quindi io spero che insomma abbiamo l'ok a breve insomma per ufficializzare questa indagine, perché l'iter comunque è stato avviato. Bene, importante, avete capito, alzare le antenne, dobbiamo alzare un po' tutti quanti, professori, genitori, docenti in generale e la politica, le antenne sono molto molto ritte, attente, ma dobbiamo imparare a fare squadra anche su questi argomenti e speriamo di farcela. Noi ringraziamo Giorgia Latini, deputata della Lega. Ciao Giorgia, ci risentiamo. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Qui Parlamento. E tu vorresti sapere chi sono, da dove vengo, so girato il mondo. Ho visto mari e cieli limpidi e il buio più profondo. Ho visto gente in certi posti dove il diamante è solo un fiore. La bellezza, quella vera della vita, il dono di aiutare. Ho bazzicato per le strade per imparare al volo la saggezza. Sono cresciuto in mezzo a chiacchiere, a facce in trasparenza. Hanno tentato di cambiarmi il cuore e non ci sono mai riusciti. Sono mezzo bianco, mezzo nero, mezzo bianco, mezzo nero. Che ti devo dire, che ti devo dire? Sono nato funky, sai che c'è? Non lo voglio più nascondere, che parto a tempo mentre parlo. Sono nato funky, sai com'è? Non c'è niente di incredibile, è solo colpa del destino. E tu dovresti vedere i colori
che porta l'anima di chi è contento, di chi giocando col futuro crede ancora al suo momento. E non venirmi a dire che anche tu non ci hai provato, perché io sono sempre pronto ogni giorno, senza prender fiato, senza prender fiato, senza prender... Sono nato funky e non lo so se oggi è una cosa grave o no, ma mi rimbalza nelle vene. Sono nato funky e ti dirò, è troppo forte l'energia che ho. Tocca a te, puoi ascoltarmi. Siamo parte di un mondo che ci giudica un po', sempre pronti a ferirci, pronti a dire di no. Ma lassù oltre il cielo qualcosa succederà. Sono quello che vedi, resto bianco a metà. Non si dorme assolutamente no. C'è Max Corfini. L'avete mai sentito questo Max Corfini? Io no, però ragazzi, questo Sono nato funky è gigantesco, spettacolare. Invito a immergersi nel ritmo autentico della musica intesa come strumento di pura gioia, benessere condiviso, energia positiva, proprio quello che cerchiamo di trasmettervi ogni giorno su queste frequenze, con Sammy Varini e rassegna stampa dopo le 7:30 e fino alle 9:30 e poi ancora tra le 11 e mezzogiorno. Sono nato funky, Max Corfini ci porta al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. È un Segui la Lega live per chi ci guarda in radiovisione, certamente Radio Libertà e su tutti i social, Facebook, YouTube. Se scaricate la nostra app ci potete sbirciare dal telefonino, ma poi naturalmente sul sito di Radio Libertà. Il buongiorno da Sammy Varin ve lo porta il candidato della Lega a Legnano in consiglio comunale. Facciamo il tifo. Stefano Branca, ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e chi ci segue poi in diretta. Mai mollare, ragazzi. Ci abbiamo il ballottaggio questa domenica, questo lunedì. Gli orari sono sempre quelli, sempre la domenica, lunedì, fino alle 15 di lunedì. C'è tempo per alzare il culo dal divano e andare a votare, non soltanto a Legnano, alle porte di Milano, lo storico paese, la città con il guerriero in piazza. Ce l'abbiamo sul cuore oggi. Assolutamente. Poi noi qui vi trasmettiamo dalla casa del guerriero in via Bellerio, storico fortino della Lega. Si vota a Legnano questo weekend per il ballottaggio, si vota in tante importanti città, paesi e città del nord, del centro, del sud, dove giustamente non si è ancora vinto e dove spesso e volentieri la Lega, il centrodestra sono in vantaggio, spesso ma non sempre. E noi naturalmente chiediamo a Stefano Branca, che fa il tifo, non so se si vede, guardate qua, Mario Almici sindaco. Ok, questo è il tifo ufficiale che si fa in quel di Legnano. Ci devi raccontare, Stefano, come sta andando, ma lo fai insieme a un ospite che abbiamo al telefono. Allora presentacene. Sì, assolutamente. Allora abbiamo il telefono. Daniela Laffusa, che è consigliera di minoranza purtroppo con la Lega, però una grande battagliera, che lei è stata proprio il simbolo, no, della lotta della Lega a Legnano nell'opposizione, quindi di come siamo forti noi come Lega, no, quando dobbiamo dare battaglia. E quindi tra l'altro complimenti, perché è stata la nostra capolista e ha preso 424 preferenze. Ciao su Daniela! Legnano, quindi benvenuta. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. E allora, che atmosfera si respira a
Legnano. Oh, ragazzi, stiamo parlando di Legnano, ma parliamo anche di tanti comuni sparsi per l'Italia dove questa domenica, questo lunedì, c'è il ballottaggio, quindi quasi sempre centrodestra contro centrosinistra, molto spesso centrodestra in vantaggio, ma sappiamo bene che cosa significa il ballottaggio sulla nostra pelle, lo abbiamo vissuto troppe volte. Purtroppo sì, è un momento cruciale, un momento in cui bisogna invitare tutti a votare e tutti gli indecisi, quelli che la domenica fa bello, vado al lago, vado a fare la gita fuori porta, eccetera. Dobbiamo invitare tutti e soprattutto chi voterà dalla nostra parte, chi sono i democratici, perché gli altri non mi sembrano molto democratici, visto gli argomenti e i mezzi che stanno mettendo in campo. Bisogna non tanto convincere i nostri, ma convincere i nostri a portare l'amico, il vicino di casa, il parente, che è quello che poi dopo dice: tanto il mio voto non conta, tanto è inutile che vado a votare, tanto hanno già deciso tutto gli altri, è inutile, cosa andiamo a fare, tanto non cambia nulla. No, cambia perché quando abbiamo la piscina, che sono 4 anni che siamo senza una piscina a Legnano, il tuo voto cambia. Ecco, volevo proprio chiederlo a Ecco. Daniela. Daniela, che cosa si rischia a Legnano? Allora, per quanto concerne l'affluenza, senti, io spero, perché la vacanza ce la siamo fatta, abbiamo fatto il ponte del 2 giugno, che è stato al mare, in montagna, eccetera, quindi il weekend successivo, secondo me, non si ha voglia di andare nuovamente fuori dalle scatole, quindi forse ce la facciamo con l'affluenza, ma che cosa si rischia a non andare a votare a Legnano questo weekend? Si rischia davvero tanto, perché chi ha seguito questi 5 anni e mezzo di politica locale sa che purtroppo Legnano è caduta con questa amministrazione davvero in un degrado che non ha mai visto in tutta la sua storia, a partire dalla sicurezza, che ha creato non pochi problemi ai nostri cittadini, e una spirale di violenza a Legnano che è davvero terribile. Alla piscina, come diceva l'amico Stefano, questo sarà il 4º anno che la piscina comunale sarà chiusa, e quindi i legnanesi, per cercare ristoro, dovranno emigrare nei paesi vicini, e noi che siamo una città di 60.000 abitanti trovo che la cosa sia alquanto vergognosa. Questo perché ha sbagliato il progetto della piscina, la sta tirando lunga, questa opera faraonica che ha fatto spendere ai legnanesi oltre 20 milioni di euro per dare una struttura che ha meno spazi acqua, quindi peggiore di quella che ha voluto distruggere il nostro signor sindaco. Cosa rischiamo? Rischiamo ancora aumento delle tasse. Abbiamo visto in questi anni l'aumento della Tari in maniera spropositata grazie all'inserimento della tariffa puntuale, quindi al sacco col tag. Rischiamo di continuare a sentire i nostri anziani dire: Daniela, Stefano, non ce la facciamo ad arrivare a fine mese, e tu vai in comune e dici: guarda, c'è l'anziana che abita lì nelle case popolari a 82 anni, ha vergogna di andare alla Caritas, riusciamo a dargli dei buoni per la spesa? La risposta è sempre no, non ci sono soldi. E di contro vediamo sperperare magari 56.000 euro per 3 serate di musica al centro Perpigna, al centro sociale che abbiamo in un quartiere via Mazzafame, che è ovviamente molto vicino all'amministrazione. Queste sono contraddizioni che fanno male, sono situazioni che devono essere bypassate con il nuovo sindaco. E poi ti dico un'altra cosa, Semi, ieri qui ha piovuto, penso anche a Milano, tantissimo, non ti dico i messaggi e i video che mi sono arrivati delle case popolari dove l'acqua piove dai soffitti. Cioè non è accettabile che nel 2026 delle persone che non hanno la forza economica di pagare un affitto normale, e quindi chiedono una casa popolare, vengano trattati come delle bestie. Noi dobbiamo riportare un po' di giustizia sociale a Legnano, ordine, legalità e soprattutto decoro, perché in più abbiamo anche una città molto sporca, quindi abbiamo tanto lavoro da fare, ma noi della Lega, lo sai Semi, siamo coraggiosi, non abbiamo paura di lavorare, e anche se troveremo tanti problemi siamo molto pragmatici e saremo capaci di risolvere piano piano tutto quanto e di rimettere a posto tutto quanto nella nostra città. Chiaro che la sensazione è che la sinistra abbia
abbia altri interessi che fantastichino su situazioni, ma quando si va al concreto, ragazzi, cioè fare migranti per cercare una piscina a Legnano è vergognoso. Piscina come le strutture sportive. Cioè, ma guarda, Sami, io ti volevo dire una cosa. 3 anni fa tu hai avuto come ospite Valeria Vanossi, la presidente del Sole nel Cuore, di un'associazione di volontariato di Legnano, che ti ha raccontato come questa amministrazione, di fronte a una famiglia che con 2 bambine di 7-8 anni e la moglie incinta, dormivano in macchina e se ne è presa cura prima l'associazione, poi la Lega, non l'amministrazione di sinistra di Legnano. È pazzesco. Detto questo, detto tutto, Semi. Basta, non c'è da aggiungere altro. Loro vivono di ideologia, no? Le cose, la roba ideologica, tutte queste cose molto di alto livello, eccetera. Noi della Lega siamo gente pratica, siamo gente che fa andare le mani, siamo gente che a pancia bassa si va a lavorare. E come dice giustamente Daniela, noi non è che abbiamo detto ecco dovete fare, no, siamo intervenuti e questa è la differenza, ragazzi. Questa è la differenza tra la gente, il popolo della Lega, gente che concreta, e come il nostro candidato sindaco Mario Amici non è che in giro a farsi i selfie, tutti quelli come sta facendo il nostro sindaco, che ultimamente è diventato un influencer. E noi siamo gente concreta, questo è quello che abbia bisogno la città. Non ha bisogno di parlare di ideali, la città ideale, le grandi ideologie. Noi abbiamo bisogno di gente che fa andare le mani, gente che sistema le cose, gente che si mette pancia a terra e lavora, non che si mette a millantare. Anche perché certo ci stanno bene gli ideali, la cultura, eccetera, ma forse questo non è il momento giusto di dare la massima priorità a questo. Ci sono altre emergenze, bisogna pensare un po' di più ai cittadini. Poi certamente gli ideali, la cultura, l'ideologia ci può stare, ci deve stare, è giusto. Io ammiro chi ha la sua cultura di sinistra e non si nasconde dietro un dito e la trasmette. Però attenzione, di cultura con la cultura di sinistra non si mangia. In questo momento c'è bisogno di aiutare i cittadini, punto. E su questo la Lega da sempre ascolta il territorio, dare risposte. La priorità della Lega è nata per dare risposte, per trovare la quadra, per aiutare il cittadino, e la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe esistere proprio per facilitare la vita dei cittadini e non arrovellarsi su meditazioni che non portano a nulla. Quindi, signori, l'appello figlio d'Apollo che rifacciamo per l'ultima volta riguardante Legnano, ma anche tante città come Lecco, che andranno al ballottaggio questa domenica, questo lunedì, alzare il culo dal divano e andare a votare. Lo sapete, da quasi tutte le parti c'è ormai centrodestra e centrosinistra. Mettete sul tavolo quelle che sono le proposte che vi fa questo aspirante sindaco e quell'altro aspirante sindaco, cercate di capire quelle che sono più interessanti per voi, soprattutto appunto se non siete soddisfatti di quello che ha fatto magari un centrosinistra che pensava chissà a che cosa. Un altro ultimo minuto per Daniela, per Stefano. Cosa c'è da aggiungere, Stefano? Allora, io mi unisco al tuo appello e in questo momento mi rivolgo, come ti dicevo all'inizio, con chi non ha votato, con chi pensa di andare a farsi la gita al mare o che non vuole votare. Io vi dico, se non votate, quando poi vi troverete, non trovate più il parcheggio sotto casa perché abbiamo fatto una bella ciclabile al posto dei parcheggi, voi tornate a casa la sera da Milano, non trovate il parcheggio, dovete impazzire, eccetera. Siete sicuri che il vostro voto non conta? Quando voi dovete portare i vostri figli a fare sport in un'altra città perché le strutture mancano, perché abbiamo fatto un museo inutile a Legnano invece di fare qualcosa di utile per la città, siete sicuri che il vostro voto non conta? Quando voi la sera viene a casa magari vostra figlia che è andata in università a Milano, torna a casa e dice papà, io la sera sono andata in stazione, mi sono sentita osservata, ho avuto paura, mi sono sentita in disagio, ma siete sicuri che il vostro voto non conta? Ma pensateci veramente, veramente
andate a votare e scegliete il centrodestra che fa cose concrete, come diceva prima, non parla di ideologie. E un altro minuto per Daniela Lafusa. Allora, io non mi stancherò di dirlo, l'ho ripetuto decine di volte in questa campagna elettorale, e cioè andate a votare, perché ogni voto di astensione è un voto regalato alla sinistra, e soprattutto quando le persone vi dicono no, io non vado a votare perché sono tutti uguali i politici. Non è vero, non siamo tutti uguali. La Lega, Legnano ne ha dato ampia dimostrazione, uno su tutti. Abbiamo raccolto un'esigenza, un bisogno della cittadinanza, non solo del Legnanese, ma anche dei paesi attorno a Legnano. Abbiamo fatto il pullman del mare direzione Cogoleto, che ogni anno da 5 anni a prezzi stracciati, adesso costa 15 euro, ma siamo partiti nel 2021 che ne costava 10-11. Portiamo centinaia di legnanesi al mare senza fargli mettere mano al portafoglio, quindi persone anziane che diversamente con una pensione molto bassa non se lo sarebbero potuto permettere, persone che per assurdo non sono in grado di guidare fino al mare e quindi al mare non ci andranno. Persone che sole che si incontrano sul pullman andando al mare, fanno amicizia e cominciano ad uscire dalla propria solitudine. Io penso che la Lega abbia davvero fatto tanto in questi 5 anni e mezzo, per cui non siamo tutti uguali. Andate a votare, noi ci crediamo, ce la possiamo fare, soprattutto ce la dobbiamo fare. Grazie Semi. E noi facciamo il tifo naturalmente, salutando e ringraziando anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che ha voluto raccontare anche la loro versione, invitando naturalmente alla resistenza, alla lotta di liberazione dal nazifascismo, e per fare questo bisogna votare a sinistra. Ultima cosa per mettere Sammy. Concludiamo, magari faccio gli auguri a mia figlia che oggi fa 18 anni e andrà a votare anche lei. Ma che emozione! Primo voto. Mi ricordo mai come si chiama? Giada, l'autrice delle bellissime t-shirt in circolazione, ce n'è una anche col mio nome. Giada, mi raccomando, bussa alla porta dei tuoi amici che compiono 18 anni, che emozione, e vanno per la prima volta a mettere una X. È facilissimo votare poi per il ballottaggio, perché... Sì. O di qua o di là, non si può neanche sbagliare, ma tanto sono sicuro Giada non sbaglierebbe. Grazie, buon voto a tutti quanti. Ciao Daniela, ciao Sammy, ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Siamo pezzi di una storia scritta senza penna, giorni che brillano in corsa come stelle a metà. E se la vita ci spinge fuori dalla scena, restiamo in equilibrio sopra la realtà. Non siamo promesse né catene, siamo vento e radici insieme. A tempo con noi, senza un piano, un rifugio in mezzo al caos urbano. Non servono scuse né troppi perché, se il mondo è in deserto sei l'acqua per me. Non siamo per sempre, ma forse chissà, un'amicizia non muore, resta come già. Non ho bisogno di filtri o risposte perfette, solo di uno sguardo che mi dica ci sei. Le strade si dividono, a volte sono strette, ma il filo regge sempre, anche nei giorni miei. Non siamo illusioni né destini, solo due cuori senza confini. A tempo con noi, senza un piano, un rifugio in mezzo al caos urbano. Non servono scuse né troppi perché, se il mondo è in deserto sei l'acqua per me. Non siamo per sempre, ma forse chissà, un'amicizia non muore, resta come già. E se un giorno tutto cambiasse, se il sole si spegnesse, calasse la nebbia, ricorda che siamo state vere dentro un mondo di bugie. A tempo con noi, senza paura, un legame che vive, non cerca misura, non servono scuse né troppi perché, se il mondo è in deserto sei l'acqua per me. Non siamo per sempre, ma forse chissà, un'amicizia non muore, resta come già. Sentila, la Valentina Cassano che è tornata a salutarci. Ciao a tutti, ciao Sammy. Valentina! Oh, arriva, non mi ricordo mai da dove abiti, di dove sei? Di Paina di Giussano, in provincia di Monza Brianza. Giussano, signori, conoscete? Dai, non ditemi che non conoscete. Strada, sempre dritto, solo le uscite andando verso Lecco e poi c'è Giussano, Paina di Giussano. Nella bella Brianza velenosa, signori, non soltanto Lucio Battisti, ma anche Valentina Cassano si sta facendo notare come non mai in questi anni. Iniziato perché poi la domanda facile ma difficile, perché hai cominciato questa esperienza musicale di cantare eccetera, e qualcuno ti ha detto inizialmente però Valentina è una bella voce, oppure è stata magari una tua esigenza di comunicazione? E perché poi la Valentina, chi ci conosce da qualche anno che ci viene a trovare negli studi di Via Bellerio, inizialmente era timidissima, cioè parlavi quasi zero. Adesso pian piano, ogni volta che arrivi parli sempre di più eccetera. Il canto, cantare, trasmettere emozioni attraverso la musica e la voce ti sta facendo bene, può essere un modo di comunicazione importante. Sì, molto importante. Poi cantare fa anche bene
all'anima, al cuore, a tutto. Quindi certo, sì. E non solo a chi canta, anche a chi ascolta, Anche perché a chi ascolta, sì, la fa molto bene. la musicoterapia è anche questo, alla fin fine uno poi Sì, si ritrova anche nella canzone, nelle parole, eccetera. sì. E tu hai fatto, guardate qua, sta spopolando negli studi di Radio Libertà l'album, il L'album La CD. storia del cuore. E che storia è? Che storia è per un cuore innamorato, il tuo, un cuore che cosa prova la Valentina Cassano in questo periodo? Sono 7 canzoni in questo CD, 7 canzoni 7 canzoni, sì. con Provano amicizia, emozioni, amore, tutto. Cioè rispecchiano proprio, tutto l'amore, tutta l'amicizia, tante cose, ecco, riguardano tante cose. con dentro delle firme che molti di voi conoscono, ma una in particolare bella tosta è quella di Gatto. Gatto Pancieri che m'ha scritto un gioco più grande che parla proprio di quello che m'ha fatto crescere, la musica, di quello che amo, la musica e cantare. E qui l'applauso per Gatto Pancieri perché si sta dedicando veramente, oltre che essere ritornato alla musica, ai concerti, e cercatelo su Instagram perché ogni tanto appare qua e là con un successo incredibile. Ciao Gatto. Però anche qui, non dimenticando i giovani. Gatto Pancieri sta dando una grande mano ai più giovani come te, a scrivere, a cantare, a regalare emozioni importanti, perché lui è una firma mica da niente, Gatto Pancieri, è vero? Fantastica, è una firma fantastica. Poi vabbè, ci sono altri autori come Dino Angelini, Lanfranco Busnelli. E li E li salutiamo! salutiamo tutti, Perché anche anche Gatto questi Pancieri. Anche questi fanno tanto per i giovani, Dino Angelini con il Busnelli, sono quelli che scrivono parole e musica di tante canzoni adatte proprio ai giovani e ai giovanissimi, magari la prima registrazione, la prima canzone importante, quando ancora non si è bravi a scrivere o si ha bisogno di una mano, loro ti confezionano un brano appositamente per te, per rispecchiare quello che tu Certo, provi. sì, per un po' per parlare, perché cantare vuol dire anche, dire la tua storia, no, raccontarla a qualcuno, a un tuo amico, a qualcuno di così importante, no, e quindi cantare vuol dire anche questo, raccontare la tua storia. E fare amicizia e Certo. conoscere gente Sì. e unirsi attraverso la musica, magari approfittando di qualche serata, una festa, una sagra di paese. Qui naturalmente l'appello del Semivarin, visto che ormai ci siamo nella bella stagione, sindaci, abbiamo parlato prima di elezioni, non dimentichiamoci dei vostri cittadini. E non c'è bisogno di chiamare il cantante a livello internazionale che costa milioni di euro. A volte artisti giovani, giovanissimi, ne chiamate 4, 5, 6, vi riempiono la giornata, la serata e soprattutto fanno ballare e sognare i vostri cittadini. E questo è semplice, è facile, chiamando la Valentina Cassano, ma anche tanti colleghi musicali che abitano nello stesso comune, nella stessa zona dove operate, sindaci, amministratori comunali. Non facciamo silenzio totale durante l'estate, senza magari pensare al rapper più schifoso e palloso. C'è anche ancora buona musica italiana, buone cover che siamo in grado di passarvi. Ci vuole anche un po' di fantasia e girando, cercando ad esempio la Valentina Cassano sui social, salta fuori una voce spettacolare. Come ti dicevo prima, a microfono chiuso, la tua marcia segreta è questa, cioè uno non ti conosce, non si aspetta una voce pazzesca come la tua e tu riesci sempre a lasciare la gente a bocca aperta. Ma ti sei accorta di questa cosa o no tu? Molto,
molto, molto. Infatti io quando vado su un palco e canto e poi dopo finisco di cantare, tutti mi dicono: ma sei pazzesca. Perché lei è una topolina, non è alta 1,80 m, è sempre tutta scosciata, con le tette fuori. No, scusa la volgarità, ma molte fanno così per attirare l'attenzione, eccetera. Poi le senti cantare e dici, boh, insomma. Lei è una topolina che non si fa notare, umile, timida, eccetera, ma quando gli dai in mano un microfono fa cose che uno dice... Boh, ma dove la prende questa potenza? È tutta una cosa interiore, vero? Sì, sì, molto interiore. Poi mi viene proprio, non lo so come dire, è proprio una passione. Certo. Una passione. Una passione che come un Superman, in questo caso una Superwoman, ti porti avanti parallelamente agli studi, al lavoro. È bellissimo avere questa passione che continua a vivere dentro di te. E ragazzi, stiamo parlando con la Valentina Cassano, ma vorrei che riguardasse anche molti che ci ascoltate. Voi siete genitori, siete nonni. Ricordate ai vostri figli che non esiste soltanto giocare a calcetto o a pallavolo, esistono altri sport bellissimi che sono proprio, ad esempio, il canto. E quindi avvicinare vostro figlio, vostro nipote a una vocal coach che possa insegnargli a domare questa cosa bellissima che è la voce, o magari a suonare uno strumento. Certo. È Sì, uno sì. sfogo bellissimo. Molto bello. Io faccio delle lezioni di piano Stai tutti i imparando. mercoledì. Sì, sì. Poi sto imparando anche a suonare i miei inediti e tante canzoni. Devo dire una bellissima cosa. Cioè il piano è come la voce, come anche se suonare un violino, no? È come la voce, suonare come quando canti, no? Uguale. E capite poi l'effetto che si fa quando un artista, oltre che cantare, si mette lì e suona dal vivo, tutta un'altra cosa, per cui... Tutta un'altra cosa, sì, sì, sì. Una marcia in più, signori, per Valentina Cassano, che trovate facilmente su Facebook. Penso che bisogna scrivere cosa? Valentina Cassano? Sì, su Facebook sì, però su Instagram... È già più difficile, non è facile. Io ogni tanto ti cerco e dico dove cazzo è finita, non la trovo più. Perché su Instagram bisogna scrivere... Allora, la Vale 02, L-A-A, tutto attaccato, Vale, tutto attaccato 02. Capito, mi hai? Beh, fate prima a cercarla su Facebook, sicuramente è più veloce. Senti, per l'estate cosa si muove? Perché il bello anche di fare parte di questa bellissima banda musicale che è quella di Dino Angelini con Busnelli e non soltanto, e che poi si gira insieme nei vari eventi. So che c'è una voce per l'inedito. Certo, sì, sì, a luglio. In montagna, non mi ricordo più, lo fai in montagna? Sì. Sono sempre Sì, al freschetto sì. quelli, mangiano, Sì, sì. bevono al freschetto, e bravi, assolutamente anche un plauso naturalmente alle amministrazioni comunali che ospitano questi eventi, importantissimo. Molto, molto Vi dicevo importante. prima, avere voglia ancora di far divertire i cittadini. E che cavolo, un minimo in questa valle di lacrime riusciamo ancora a far sorridere i cittadini con un po' di musica, quindi una voce per l'inedito sicuramente in Val d'Intelvi e poi ritorno al Cantabrianza. A settembre, sì, sì, il Cantabrianza a settembre che l'ho anche vinto. Casualmente, guarda un po'. Mi ricordo che hai lasciato anche la giuria a bocca aperta, perché io ero tra i giurati e siamo rimasti tutti dicendo ma cavolo, ma questa... Ma da dove arriva? Da dove ti viene la frase? Ma da dove arriva questa?
D'altronde un'escursione musicale incredibile, e una presenza scenica particolarissima, originale. Lei è Valentina Cassano e la vedremo a settembre, speriamo. Facciamo la danza del sole o della luna quella sera, perché ultimamente i Cantabrianza versione finale c'è sempre il pathos, ci sarà pioggia, vento, staremo al chiuso tutti stretti. No! Vogliamo stare all'aperto belli larghi quest'anno, ce la dobbiamo fare. Cercate Valentina Cassano sui social per saperne di più, o ancora meglio, cercate il Cantabrianza di Dino Angelini, che gira in tournée tutto l'anno e che porta i giovani sui palchi di tutta la Lombardia, in particolare della Brianza. Cos'altro aggiungere? Che mi sono dimenticata anche di dire che avevo vinto anche una voce per l'inedito. Cioè, li ha vinti tutti, non so se adesso... ho detto che è umile, assolutamente. Poi cos'altro? Cosa manca? Agosto 19 ha un invito Agosto? di Cosenza, Sì. Ecco qui abbiamo la promoter, tua madre, il Sì, 19 sì. di agosto, 19 di agosto. a Cosenza. Sì, in Calabria. Di un appuntamento musicale in provincia di Cosenza. Di Cosenza, Ma sì, signori, sì. cercate Valentina Cassano, visto che sarete sicuramente in vacanza sparsi per l'Italia. Se la trovate su Facebook o su Instagram, cercatela, perché magari si esibisce proprio davanti alla vostra spiaggia. È il caso di ascoltarla. Oh, con cosa chiudiamo? Cosa metto? Quale di questi pezzi? Scegli. La danza del mio cuore. Ok, la danza del mio cuore. La mandi tu, vedi che c'è Francesco in regia, grazie. Ode a Francesco, ode a Valentina Cassano, che vi dà appuntamento in versione live durante questa bellissima e caldissima, speriamo, estate. Ciao Valentina, sempre buona musica. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Sì, mi piaci, ma non cercare i miei baci. Tu devi soffrire le pene d'amore, così davvero poi potrò capire se veramente mi ami da morire. E non soltanto cerchi sesso, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E tu cosa vuoi dire o cosa invece tu dopo vuoi fare? Se devi attraversare lo stretto dell'amore, dove mi puoi trovare? Sull'isola a ballare la danza del mio cuore. Adesso canta per me una canzone degli anni '80, un tormentone per farmi contenta. Avrai un bacio, lo scrivo in agenda. Poi verrà il giorno che tu te lo prenda. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E tu cosa vuoi dire o cosa invece tu dopo vuoi fare? Se devi attraversare lo stretto dell'amore, dove mi puoi trovare? Sull'isola a ballare la danza del mio cuore. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E tu cosa vuoi dire o cosa invece tu dopo vuoi fare?
Se devi attraversare lo stretto dell'amore, dove mi puoi trovare? Sull'isola a ballare la danza del mio cuore.